Ciao a tutti. In qualità di rappresentante della comunità di Baldenic e del comitato di quartiere, voglio fare un aggiornamento chiaro e completo su quello che sta accadendo lungo via Vittorio Veneto e nelle aree limitrofe. Perché oggi non stiamo parlando di singoli progetti scollegati tra loro, ma di un'unica trasformazione urbanistica che sta interessando progressivamente tutto l'asse, ex area Agip, ex Faina Marmi ed adesso anche l'area ex Bardin di via Lungardo. Partiamo da un punto fermo. Sul progetto dell'ex area Agip, il Comune ha respinto integralmente le osservazioni presentate dal Comitato attraverso delle controdeduzioni. Ma non solo, quelle controdeduzioni sono state anche oggetto di confronto nell'assemblea frazionale del 2 aprile, dove abbiamo sostanzialmente smontato la retorica dell'amministrazione comunale, entrando nel merito punto per punto. Le osservazioni che avevamo presentato erano quindi quattro. La prima riguardava la presunta illegittimità della delibera numero 64, che ha introdotto quella variante urbanistica. La seconda riguardava l'assenza di un reale interesse dell'intervento, che appare orientato principalmente a fini privati. La terza riguardava la viabilità e quindi l'impatto diretto su una strada già oggi critica come via Vittorio Veneto, non solo nelle ore di punta, ma anche nella sua struttura complessiva. La quarta riguardava il consumo di suolo, in relazione alla normativa regionale che impone una progressiva riduzione dell'urbanizzazione non necessaria. Tutti questi punti sono stati quindi respinti. Ora, nello stesso identico asse urbano arriva il progetto dell'ex Faina Marmi e qui il quadro non cambia, ma anzi si somma. Dalla documentazione tecnica del PUA emergono quindi criticità trasportistiche importanti, con delle previsioni di aumento dei flussi fino al 75% su alcuni tratti della viabilità interessata. Un dato che non può essere considerato marginale, perché riguarda la stessa infrastruttura che dovrà poi assorbire anche gli effetti del progetto ex area Agip. Ed è proprio qui il punto centrale, l'effetto cumulativo, perché nessun intervento va letto da solo, ma va letto insieme agli altri. E quando più interventi convergono nella stessa arteria senza un adeguato potenziamento della rete viaria, il risultato non può essere ignorato. Per questo sul PUA ex Faina Marmi il Comitato sta predisponendo e presenterà formalmente nuove osservazioni tecniche, articolate e puntuali, analoghe per metodo a quelle già presentate per l'ex area Agip. Non si tratta di opposizione pregiudiziale, ma si tratta di analisi e di responsabilità. Parallelamente a questo c'è un ulteriore elemento che non può essere ignorato. Infatti in via Lungardo, sull'area ex Bardin, è previsto un nuovo intervento per la realizzazione di un ulteriore supermercato, un progetto che, anche questo, si inserisce nello stesso sistema urbano e commerciale che sta progressivamente ridisegnando gli equilibri della nostra zona. Tre interventi distinti quindi, ex area Agip, ex Faina Marmi ed area ex Bardin, tutti supermercati, e un'unica infrastruttura di riferimento, via Vittorio Veneto e il sistema viario di accesso alla città. Ma la domanda quindi non è più sui singoli progetti, la domanda è se questo territorio sia stato valutato nella sua interezza. Noi non siamo contrari allo sviluppo, anzi non lo siamo mai stati, ma lo sviluppo deve essere coerente con la capacità reale del territorio, con la viabilità esistente, con la qualità della vita di chi ci vive ogni giorno. Per questo continueremo nel nostro lavoro di analisi tecnica e di partecipazione pubblica, con nuovi approfondimenti, nuove osservazioni e con la volontà di tenere alta l'attenzione su quello che sta accadendo, perché queste scelte non riguardano il domani lontano, ma riguardano il modo in cui vivremo questo quartiere nei prossimi anni. Grazie a tutti.